sull'ultimo degli ordini del giorno dichiarato inammissibile a mia prima firma. Vorrei ricordare che si tratta della richiesta di abolizione del vitalizio anche per chi già lo percepisce, trasferendo le somme versate alla gestione separata dell'INPS. Vorrei ricordarle, Presidente, che il 21 settembre 2010 un ordine del giorno esattamente uguale a questo è stato votato da questa Assemblea, che lo ha respinto a grande maggioranza, salvo i deputati d'Italia dei Valori, e vorrei ricordarle anche che quanto avvenuto in quella occasione è stato poi visto da oltre 1 milione di italiani, e vorrei ricordarle che lo scorso anno, a mio giudizio forzando il regolamento, si è introdotto questo tipo di inammissibilità. Però vorrei, e mi permetta, ultima considerazione, ricordare che dall'anno scorso a quest'anno è avvenuta una cosa nel mese di dicembre, e che quest'Aula ha discusso sulla costituzionalità riguardante le pensioni dei normali cittadini, in quanto venne presentata una pregiudiziale che ricordava che l'articolo 24 del decreto Monti in tema di trattamento pensionistico, eliminando di fatto le pensioni di anzianità e incidendo sul requisito della contribuzione, che finora aveva rappresentato una garanzia insuperabile dell'accesso a quella prestazione previdenziale a prescindere dall'età, incideva su legittime aspettative dei lavoratori che configuravano quei diritti acquisiti che la giurisprudenza della Corte ha riconosciuto come costituzionalmente garantiti. Presidente, quest'Aula ha detto che era costituzionale per i normali lavoratori incidere sui loro meccanismi della pensione. Non si prenda lei la responsabilità di non far votare a quest'Aula in modo che tutti i gruppi e i deputati assumano le loro responsabilità in ordine ad un trattamento pensionistico dei parlamentari dopo solo 5 anni di Onorevoli attività. colleghi, Io le chiedo, Presidente, di riconsiderare questa sua posizione e di far votare all'Aula su questo ordine del giorno. Grazie, Presidente. onorevole Borghesi, quello che lei ha ricordato corrisponde certamente a verità. La Presidenza non ha comunque alcun timore nell'assumersi la responsabilità quest'anno di reiterare la inammissibilità dell'ordine del giorno, al pari di quello che è stato fatto nel 2011, come lei ricordava. Semmai la Presidenza valutò in modo errato nel 2010, quando dichiarò ammissibile un ordine del giorno di analogo tenore, ma al di là dei precedenti, la ragione per la quale, come l'Ufficio di Presidenza quest'oggi ha convenuto, la ragione per la quale non è ammissibile l'ordine del giorno è in ragione del fatto che si porrebbe in evidente contrasto con principi generali posti dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale. Lei ha citato una sentenza della Corte, mi permetto di ricordarle che in ordine al rispetto dei cosiddetti diritti quesiti, le sentenze 349/85, 822/88, 416/99, 446/2002 sono tutte giuridicamente consolidate e hanno già dato luogo ad aspettative legittimamente maturate. Sono situazioni comprimibili solo per esigenze inderogabili e nel rispetto dei principi di ragionevolezza, proporzionalità e temporaneità. È di tutta evidenza che non può avvenire attraverso un ordine del giorno.